bla 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 bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. È andata bene a Genio, risbucato da sotto la neve. Ma se questa storia non fosse un cartone animato? A Genio è andata veramente bene, perché in montagna la neve può creare grossi problemi. La neve si accumula in quantità rilevante, soprattutto nelle zone più alte, e a determinate condizioni meteo e di temperatura può distaccarsi dai versanti e, scendendo a valle, accumulare sempre quantitativi maggiori di alberi piuttosto che altri materiali, arrivando poi ad impattare su quello che trova a valle, con il rischio che vada a creare danni sia alle abitazioni, alla viabilità, ma soprattutto alle persone. Per limitare i rischi al massimo, la Regione interviene anche su questo fronte realizzando i cosiddetti paravalanghe, delle strutture artificiali che generalmente vengono realizzate in materiale metallico ma anche con legno, e consistono in montanti conficcati nel terreno e ancorati con dei tiranti d'acciaio uniti da reti che hanno lo scopo di trattenere appunto la discesa di questi grossi quantitativi di neve verso valle. Siamo intervenuti in questi ultimi anni con grossi investimenti per centinaia di milioni di euro, anche in considerazione del fatto che dopo l'uragano Vaia molte aree non presentano più le foreste che c'erano prima, e poiché le foreste fungono da paravalanghe naturali, laddove non ci sono più le foreste è necessario intervenire con dei paravalanghe artificiali. Il rischio zero non esiste, ma ridurlo si può.